Inaugurato l'anno accademico 2011-2012 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, della Scuola di Formazione Teologica per Laici e dello Studio Teologico Interdiocesano per Seminaristi. 344 gli studenti complessivi, 150 frequentano l'ISR, 140 invece la Scuola di Formazione Teologica e una cinquantina i seminaristi dai seminari di Treviso e Vittorio Veneto. Altro appuntamento importante è il conseguimento delle prime lauree. È un appuntamento che attendiamo con soddisfazione proprio perché dice la conclusione di un primo tratto di strada. Sono 7 gli studenti che accederanno alla prima sessione e poi gli altri via via. È un titolo che consentirà a qualcuno di loro di accedere già all'insegnamento di religione nella scuola pubblica e di aprire altri varchi per quanto riguarda la loro presenza all'interno delle comunità cristiane. Parallelamente a queste prime lauree ricordiamo anche l'attivazione del biennio specialistico e quindi del quarto e quinto anno che porterà alcuni studenti alla laurea magistrale in scienze religiose, quindi un ulteriore livello e un'ulteriore modalità specialistica. Interessante anche la scelta del tema per la prolusione affidata a padre Jean-Louis K. Tra le parole, la parola, mettendo al centro la riscoperta dell'interesse per la Bibbia. Sì, la prolusione si apre all'insegna della Bibbia perché ci sembra interessante recuperare un approccio al testo sacro anche in questo clima culturale. Ci pare di notare un notevole interesse per il libro sacro. Il cortile dei Gentili, vissuto a vari livelli nelle forme locali e anche internazionali che la Chiesa sta promuovendo, ci pare sia il segnale di un interesse verso la scrittura che appartiene a tutti, ai cristiani, ai credenti di altre religioni, anche ai non credenti. E allora ponendo il tema biblico nella nostra prolusione vogliamo anche noi ricercare un ponte, una possibilità di incontro nella ricerca di una sapienza oltre le tante sapienze che questo mondo porta con sé. La Bibbia quindi come codice chiave per l'accesso alla cultura occidentale, suggerendo una sapienza non sempre facile da riconoscere. Certamente fino a un certo punto, perché ci sono diverse origini della cultura occidentale, però una sorgente della letteratura occidentale, una sorgente del diritto occidentale e anche del senso critico, del senso della storia si trova nella Bibbia e quindi ci sono diversi motivi di ritornare alla sorgente della nostra cultura, una delle sorgenti importanti della nostra cultura anche per chi non è propriamente cristiano, perché i nostri modi di pensare sono in parte influenzati dal modo di pensare della Bibbia, cioè il senso critico per esempio si ritrova dai profeti, il modo di non accettare un potere totalitario e dalla critica della monarchia nella Bibbia. Anche il senso della poesia, per esempio, ha le sue radici nella Bibbia. Il senso del realismo nella letteratura viene in gran parte dalla Bibbia, non soltanto dalla letteratura greca. Per esempio l'attenzione ai personaggi minori, il fatto che i personaggi minori nella società possano essere personaggi importanti nella letteratura biblica o nella letteratura come tale, è certamente un punto importante nella storia della letteratura occidentale. Ma, se possibile spiegarlo, in cosa consiste la sapienza racchiusa tra le parole della Bibbia? La sapienza si trova dove? Ecco, riprendo un titolo di Riccardo Muti. Nella sua autobiografia lui ha scelto il titolo da un'opera musicale, infatti, no? Dice prima la musica, dopo le parole. Penso che la sapienza della Bibbia non sia nelle parole, cioè nella materia della Bibbia, ma nella musica, cioè quello che sostiene l'insieme dei libri, anche l'architettura di ogni libro e l'architettura di ogni brano. Quindi non è nella materialità del testo, è in un elemento diverso che permette di collegare tutti gli elementi e farne un insieme, di farne una sinfonia.